Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale di Virus101, ovviamente eccoci qui, nuovo episodio, nuovo appuntamento di Elite Dangerous Horizon Beyond questa sera dopo la precedente live dedicato a Elder Scrolls Online. Avrei voluto sinceramente fare un altro mini episodio sempre su Elder Scrolls Online, mamma mia, un scioglilingua quel nome, e l'altro giorno purtroppo vari impegni mi hanno tenuto distante dal PC. Comunque poco male, siamo sempre sul pezzo, sempre attivi e sempre pronti a dare battaglia all'interno di questo giocone. Comunque, allora, so che l'ora è tarda, scusatemi, purtroppo alcuni impegni mi hanno tenuto distante dal PC questa sera. Comunque ci siamo, sono sempre qui come la gramigna, come qualcuno potrebbe dire, giustamente, e chi ci schioda da YouTube? Bella domanda. Comunque, a questo punto cosa andiamo a vedere questa sera? Allora, innanzitutto vedo che YouTube mi sta dicendo parole perché non sta ricevendo uno stream fast enough, quindi abbastanza veloce, e siamo in giallo. Però spero che sia i volumi che la qualità video siano decenti e dai, dovremo vederci abbastanza bene. Eccoci qua, ciao Andrea, ciao, benvenuto nel canale a te e tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Sì, esattamente, eccoci qua. Domani sera, giustamente, festa della donna, è l'8 marzo se non vado errando. Sì, controllo il telefono giusto perché sì, e domani sera è l'8 marzo, venerdì sera capita, quindi anche in un pre-fine settimana, grandiosa serata per andare a fare un po' di bagordi in giro per il mondo, giustamente come da che hanno attivato quella festa in Italia. Punto e a capo. Prima di procedere però con il resto del live volevo fare una piccola marchetta perché sapete facciamo un po' di marchette. Ah, ok, grazie Andrea per avermi comunicato che il volume di gioco è un po' troppo alto. Procedo subito ad abbassarlo, devo sempre ricordarmi di tenerlo sotto il 50% dell'effettivo volume. Infatti adesso sta salendo un altro po', mamma mia, cos'ha stasera? Ah, giusto, perché dopo gli ultimi disguidi che ho avuto con la gestione dell'audio è successo che ho dovuto reimpostare alcune cose. Comunque, perfetto, ottimo, grazie Andrea per avermi comunicato questa cosa. Adesso fammi sapere se siamo tornati a volumi più umani. Ok, prima di procedere con tutto il resto del gioco e di quello che andremo a vedere tra poco, nel bene o nel male che sia, mi sposto un attimo. Eccoci qua, mi sposto un attimo sul browser perché, come dicevo prima, momento marchette, sì vabbè, per modo di dire, sapete che non faccio queste cose almeno attualmente, però se ci sono degli eventi interessanti a cui si partecipa o che volete condividere o che insomma sono da condividere, sono dispostissimo, anzi sono molto felice di poterli condividere. Evento a cui parteciperò entrambi i giorni, forse tutto il giorno sarò lì, comunque a disposizione. Comunque, dicevo, eccolo qui, come lo vedete da pagina web sopra qui, Salgareda Time to Model 23-24 marzo, mostra scambio modellismo, mostra statica mezzi militari e civili, aerei, Gundam, navi, treni e Lego, camion RC radiocomandati, gara auto RC radiocomandati, dimostrazioni volo RC radiocomandati, primo contest Gundam del Veneto, quindi sappiate che c'è anche questa cosa, simulatori di volo, auto, virtual flight, pista slot car, laboratori per ragazzi, laboratorio creazioni in argilla, corsi di cucito creativo a Caura di le creazioni di Lu. E ovviamente poi tutte le info le trovate qui sulla pagina. E cosa dire, se siete in zona, se non sapete cosa fare, se avete voglia di venire a vedere un po' di modellismo serio e fatto bene, siamo lì. Con tutti i gruppi di modellismo, ognuno con i suoi lavori, progetti, esposizioni
spedizione o quello che sia, davvero davvero molto molto aggiornate e molto molto interessanti. Quindi giusto per un'info veloce, area polivalente e palazzetto dello sport di Salgareda, Treviso. Quindi così, insomma, Treviso sapete benissimo tutti dove si trova, geografia portami via. Comunque, momento idilliaco finito, torniamo a fare i seri. Perché? Perché? Dai, alt tab, alt tab, alt tab, alt tab. A questo punto dobbiamo mettere alla frusta la nave. Quindi premiamo il tasto launch, ci schiodiamo dal landing pad e cominciamo ad andare verso un'incognita. Oggi voglio mettere un po' al test la nave anti-Targoid. Molto probabilmente mi vedrete esplodere e saltare in aria ignominiosamente. Cosa possiamo farci? Ben poco oserei dire, perché non ho molta esperienza con questa nuova nave, quindi dovrò metterla un po' alla frusta. E a differenza della puntata precedente, dove ce la siamo data a gambe veramente veramente velocemente, no, non devo fare questa cosa, dai. Questa volta voglio cercare un threat più basso. Ero andato solo così. Conflict zone, un attimo, caspita, non abbiamo neanche fatto il jump. Ok, cominciamo subito. Come vedete siamo nel sistema di Maya. Qui intorno a Obsidian Orbital dovrebbero esserci milioni di unknown signal sources. Eccole qua, tutte non human. No, questa no, cominciamo bene. Ok, unidentified signal source, cominciamo a scansionarne un pochettino e vediamo cosa ne viene fuori. Perché? Perché come dicevo devo mettere un po' alla prova la nave. Ah, ok. Oh, brutti rumor, come ci dice Andrea Cardito, che dice che secondo alcuni rumor, non ci saranno ulteriori espansioni di Elite fino a metà 2020. Brutta cosa, però attenzione, magari non ci saranno espansioni grosse come Beyond in 4 fasi con tutto quello che hanno fatto, ma almeno speriamo che facciano un po' di bug fixing, insomma, dai, almeno speriamo in quello. Ok, nel frattempo, Non-Human Signal Source Threat 4, potremo anche andare a darci un occhio. Nel frattempo andiamo a vedere qua, vediamo altri unidentified signal source e andiamo a vedere cosa ci sono. Sì, comunque è davvero davvero preoccupante, come dicevi anche te Andrea in chat. Come sappiamo oggi le cose corrono molto velocemente e continuare ad aggiornare i giochi è un must go. Sinceramente è un must have, un must do, è una cosa da fare assolutamente, perché il gioco va aggiornato, soprattutto un gioco online e attivo come Elite Dangerous o giochi online similari. Perché premo sempre 4? Sì, probabilmente sarà in relazione anche a nuovi giochi che vogliono lanciare. Ricordiamo che hanno posticipato alcune cose di Frontier per altro gioco, mi pareva fosse coso... Oddio, come si chiamava? Jurassic World, qualcosa del genere. Dipende anche loro i contratti che hanno e quanta gente hanno a disposizione da mettere per un progetto piuttosto che non un altro. Comunque, non vedo altre source non umane, se non l'unica che abbiamo trovato. 24.55 secondi remaining. Proviamo a droppare in zona e andiamo a vedere un po' cosa succede. Faccio un attimo un controllo veloce dei fire group nel frammembro che ci avviciniamo. Discovery scanner lo togliamo, che tanto non ci serve. Allora vediamo, eccolo qua, remote flak, Gauss cannon, railgun, remote flak, Xenoscanner e Field Neutralizer. Quindi devo fare a 3. Eccolo qui, ok, sto cominciando a fare un po' di
a prendere un po' di confidenza con i fire group per come li ho impostati. Allora, niente, dicevo, adesso andremo a vedere un attimo un po' sti cicciopanzi Targoid, cosa ne sarà. Caccia al carciofo, vi avviso subito, probabilmente esploderemo e mi faranno saltare per aria. Perché? Perché ho esperienza quasi nulla nella caccia al Targoid e mi trovo a doverla fare qui, online, live, in questo momento con tutti voi che mi state seguendo. Quindi, niente, andiamo a vedere cosa succederà. Può essere che esplodiamo, può essere che ce la facciamo, magari vediamo di trovare qualche scout su cui scaldarci, cominciamo anche a capire come funziona un attimo questa nave. Nel frattempo, vediamo già tutto rosso, il che vuol dire che sono già tutti incazzugurugliugnati con noi altri. Quanti sono? 4, ok. Allora, tiriamo fuori le armi. Per il momento vedo che gli scudi stanno reggendo decentemente. Cominciamo a tirare giù questi scout. Dove sta? Là. Ok, è troppo distante. Out of range. Diamo un po' di potenza ai motorini. Ok, sarà abbastanza fastidioso distruggere questi scout. Vediamo se ce la famo. Guardate come si scalda la nave solo a sparare con un paio di Gauss. Devo toglierne un paio dalla lista comandi. Via. E dai. Sono duretti da tirare questi giù. Perché? Perché se non riesco a tirare giù sti scout, mi sa che la nostra battaglia finirà ancora prima di cominciare. Stai fermo! Porca boia, è davvero difficile mirare sti cosi. Vediamo cosa c'è qua. Mi servirebbero degli AX multicannon. Scusate un attimo, ma sto notando che ho i multicannon che non sparano. Non stanno proprio sparando, sono spenti. Perché sono spenti? Qua intanto mi stanno lanciando contro un po' di tutto. Prendiamo un po' di spazio. Ah! Che mongolo! Che mongolo! Scusate, ho fatto proprio la nubata. Ok, ovvio che non sparano, se non do potenza alle armi. Cazzuola. È ovvio che non sparo. Ok, è ovvio che non sparo se non do potenza alle armi. Ok, primo scout è stato colpito. Un paio di tiri di Gauss Cannon l'abbiamo già fatto un po' a fettine. E la cosa mi piace. Vuol dire che questi scout vanno giù facili. No, mancato. Non lo vedo. Ok. Ma gli scudi stanno reggendo, quindi per il momento ce la giochiamo un po' con gli scudi. Riusciremo a beccarlo così distante? No.
solo questione di fortunella, qua. Altro che... Cosa non darei per avere degli X multicannon ora. Mamma mia, per poco. Il Gauss saranno anche fichi belli e fotomodelli, ma bisogna farci veramente gran pratica. Wow, preso. Preso. Ah, preso. Tra un po' mi sa che dovrò usare degli shield. Cell. Bank. Mancato? Come l'ho mancato? Proprio per un pixel. Guardate che fastidiosi che sono. Ok, motori a tutta manella. Bene, direi che siamo riusciti a tirare giù. Ah, che pallottole. Ok, allora. Diamo fondo a un heat sink e a uno shield cell bank. Ok, ricarichiamo un po' gli scudi. Andiamo a vedere come sono messi i moduli. Ragazzi, anche questo fa parte di... Adesso ci stiamo in modalità caustic, per cui ci stanno lentamente sciogliendo la nave, però devo dire che per il momento stiamo reggendo abbastanza bene, dai. Ok, gli scout sono facili nel momento in cui avete le armi giuste. Perché? Ok, diamo un po' di piano. E che è sta storia? Ok, perché? Perché con i Gauss Cannon gli scout sono davvero fastidiosi da tirare giù. Soprattutto con un'Anaconda, con la manovrabilità che ha, nonostante... Ok, bene, questo l'abbiamo preso bene. E nonostante tutti gli scudi, tutti i potenziamenti, anche dei motori... Se volete star là a tirarli giù, dovete gestirvi bene la temperatura. Mamma mia, mezzo nanosecondo anche adesso. Ok. E dopo cosa succede? No, non è il massimo, no, vedere tutte le fiamme nell'abitacolo, assolutamente. Anche perché adesso ci stanno sparando missili a manella. Devo dare anche un po' di potenza alle armi, altrimenti... Ok. Diciamo che un colpo ben assestato di 4 Gauss Cannon, lo scout va a farsi benedire, cioè non è che resta lì tanto a farsele dire, Il problema è colpirlo. Il problema è proprio quello. Che sono veloci, sti maledetti. Ok, intanto diamogli un colpettino anche a questo. Visto che ce l'abbiamo qui, intanto lo danneggiamo un po'. Anche perché il Gauss Cannon non spara subito, quindi bisogna fare davvero tanta pratica. Potenza i motori e i sistemi. Andiamo a ricaricare un po' gli scudi, perché mi stanno sparando un po' di tutto. Ok, armi ricaricate. E adesso andiamo a ricaricare un po' gli scudi. Visto che li abbiamo fatti fast recharge, dovrebbero ricaricarsi pian pianino. Scafo, come vedete, sta andando giù perché ci hanno sputato addosso quello schifo caustico lì. Purtroppo, ovviamente, erroraccio mio. Gli scout sì, servono armi gimballed, non ce n'è. Cercare di farli fuori con le armi fixed, questi schifosetti così piccoli e veloci.
Au! Questo giro mi hanno preso bene. Per fortuna ho montato un point defense che dovrebbe darmi un po' una mano. Comunque dai, tutto sommato poteva andare peggio, però diciamo che se fate la caccia allo scout non usate le armi che sto usando io. Alla fine sono solo 4 scout, non c'è il carciofone grande qua. Eh no, parrebbe di no. Vedete tutti quei colpi verdi che partono, sono il point defense che cerca di andare. Ah, eccolo là, l'avete visto proprio in questo momento. Ok, allora io adesso andrei a focalizzare solo su un nemico alla volta. Eccolo qua. Cazzuola. No. Devo stare attento a tante cose. Ecco qua. Eh sì, sono tante davvero le cose a cui dobbiamo fare attenzione. Fuori un altro. E via. Allora, diamo un attimo una ricaricata agli scudi. Ok, Shield Shell Bank in combo con Hit Seek Launcher mi danno una mano a ricaricare un po' più velocemente gli scudi e ad abbassare la temperatura dell'operazione, perché ci vuole un po' per ricaricare gli scudi della nave. Forse era meglio se miravo già a questo prima. Quasi quasi lo sperono. No. No, 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 no. Stai fermo. Io odio le armi a ricarica così. Quasi quasi lascio tutto e mi sposto sugli AX multicannon. E no, 4%. Oh, fuori un altro scout. Evviva. E adesso possiamo dedicarci all'ultimo ciccio panzo rimasto, che da soli, con degli scudi abbastanza buoni, insomma, uno scout da solo non è che è così impressionante, eh. Il problema è colpirlo. Cioè, come vedete, non mi impensierisce neanche gli scudi quando spara. Però quando sono in 4-5... Eccolo qua. Pam, questo è il momento. Ok, bisogna capire un po' il pattern del suo di movimento che ha. Ok, ma potrebbe essere interessante questa cosa. Anche questo vuol dire skilling, perché quando vi trovate il carciofone grande... Ok, che succede? Quando vi trovate il carciofone grande, dovrete farli fuori velocemente gli scout. Ecco qua, allora, tutti gli scout se ne sono andati, li abbiamo esplosi tutti bene bene, e che altro dire? Torno a Obsidian Orbital a ripararmi, perché come potete vedere il caustic damage non se ne va via. L'unico modo che avrei per liberarmene, ok, vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa, è andare vicino a una stella, mi pare, almeno mi dicevano questa cosa, e da lì poi scaldare la nave, e a una certa temperatura poi la nave si libera da sola del caustic damage. Ma noi siamo vicini a uno starport, faccio prima a doccare nello starport. Ok, guardate quanto ci hanno tirato giù, l'81% di scafo rimasto a causa di caustic damage,
fondamentalmente perché gli scout oltre quello non mi hanno fatto granché e quindi niente. Diciamo che, beh, come primo test sugli scout abbiamo già capito una cosa: gli scout sono una rogna, sono fastidiosi, vanno tirati giù e abbattuti velocemente perché se no ci staranno sempre alle costole e con questo setup di armi non mi va bene. A sto punto quasi quasi io andrei a cambiare i due railgun con gli AX multicannon. Non so se posso farlo, spero di sì, però boh, magari lo vedremo in un prossimo futuro. Mi informo un attimo su questa cosa. Per il resto, dai, tutto sommato è andata bene, grazie a Dio non abbiamo trovato il carciofone grande grande e quindi avanti a ripararci. Siamo ancora vivi, non siamo esplosi, grazie a Dio, solo 4 scout siamo riusciti a tirarli giù tutti quanti. Ovviamente tutto poi è riferito al discorso di bravura, ok? E quindi è la skill anche del pilota, oltre che delle mere statistiche della nave. C'è chi li va a tirare giù anche con le navi medium, decisamente meno potenti e meno performanti sulla carta dell'Anaconda che abbiamo costruito, e sono piloti più bravi di me, decisamente, e ce la fanno. Io sono ancora veramente ai minimi termini come skill di combattimento e come conoscenza delle prestazioni della nave, quindi direi che mi va benissimo. Pad numero 202, andiamo a vedere quanto ci è costato questo scherzetto, perché abbiamo guadagnato tipo 40.000 dall'uccisione degli scout, però mi sa che andremo a riparare per facciamo una previsione 70-80.000. Eccolo qua. Come vedete adesso ci hanno finalmente rimosso questa cosa. Starport Service, andiamo a vedere quanti soldi abbiamo speso di riparazioni. Allora, 6.000 di restock, eccolo qua, 33.000, quindi abbiamo già speso 40.000 solo di repair e restock. Advanced Maintenance, cosa abbiamo? Beh dai, diciamo che siamo andati in pari. Vediamo. Contacts, Authority Contact, Combat Bond Contact, eccolo qua, Pilots Federation, 40.000, confirm. Quindi per aver tirato giù 4 scout ne abbiamo guadagnato niente, 0 totale, il totale 0 più assoluto. Ho sbagliato, non dovevo cliccare sta roba, ma vabbè, non importa. E cosa dovevo vedere un'altra cosa veloce. Vabbè, refuel 58 crediti, chi se ne. E mamma mia, cosa dovevo andare a vedere prima di ripartire? Questo. Ok. Ok, bene, perfetto. Faccio sempre un controllino di quel robo lì prima di ok. Sì, assolutamente. Pattern alla Dark Souls, via, rolla e amen. No, comunque penso che quelle navi abbiano delle traiettorie di ingaggio più o meno prefissate o comunque calcolate entro certi limiti. Dopo, andando a capire un attimo come si comportano, quella dipende, è tutta l'esperienza proprio di combattimento che sia online e on live. Un threat 4, sì. Non lo so se andare a cercare qualcosa di più grosso. Un threat 5, come avete visto l'altra volta, è venuto fuori il carciofoide enorme che a momenti ci faceva saltare per aria, mi è costato 300.000 cucuzze. Tutto il discorso è stato un po' fastidioso. Comunque, entriamo un attimo in analysis mode, buttiamo giù i motori, entriamo nel FSS, vediamo. Energy Pulse Required. L'ho disabilitato, quindi rimettiamo dentro. Mamma mia. Ok, Discovery Scanner. Eccolo qua. Se non tiro fuori il Discovery Scanner non posso fare. Sì. Ecco qua. Allora, torniamo nel FSS mode, andiamo nei transient signal source, vediamo cosa troviamo.
Allora, qui e qui, e qui e qui, convoy dispersal pattern, evviva, è un incubo il convoy dispersal pattern, mi segue da sempre, degraded, 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 no, era questa rune encoded, vabbè, ma non è che cambia tanto, weapon fire, ok, vediamo queste signal source che abbiamo qui, allora, ok, non human signal source, eccolo qui. Threat level 4, un'altra da livello 4 come prima. Allora, sì, le armi gimbal, purtroppo devo rendermi conto che sono assolutamente... threat level addirittura 7, no, c'è proprio distante da quello. Come metto piede mi schioppano l'anima. Un'altra non human signal source, oh, eccole qua. 6 medium, no, troppo. 5 medium. Eccolo qua. Una volta si trovavano anche solo le navi grosse dei Targoid e basta, gli scout li hanno aggiunti un po' dopo. Allora, per guardare un attimo alla chat, sì, assolutamente Andrea, confermo, Armete Gimbald, devo vedere se posso mescolare AX Multicannon con i Gauss Cannon o quello che sia, perché è un po' un casotto adesso a questo punto. Non Human Senior Sus, vediamo 5. Questo cos'è? Non Human 5. Manticore, ciao, benvenuto. Allora, mi domandi cosa ne pensi della Da Vinci Corp e delle altre corporazioni italiane D&D. Allora, con chi ho avuto il piacere di giocare mi sono trovato sempre molto molto bene. Tra l'altro della Da Vinci saluto molto comandante Astinius e Alfetto e Dark, oddio santo, threat level 3, low, oh bene, qui ci possiamo andare, intanto per provare, non devo diventare scemo idrofobo. Mamma mia, non mi ricordo il nome dell'altro comandante, abbiate pietà, però, lo vado a recuperare subito, perché è giusto che sia così, ed è giusto, e basta, dai, non ce n'è. Allora, non è qui, non è qui, non è qui, non è qui, ma è qui. Andiamo a vedere su... Eccolo qua, Ragnar Blackmane, comandanti con cui ho avuto il piacere di poter volare un attimo in multicrew, ragazzi davvero davvero disponibilissimi ad aiutare gli altri giocatori e dopo ovviamente mettere a disposizione la loro esperienza, la loro competenza e davvero davvero mi sono trovato molto molto bene. Devo dire che altre community non ne ho conosciute di molto grandi, ho conosciuto molti piloti, molti comandanti che giocavano all'interno di varie corporazioni, come anche la Dedalo, assolutamente, con un sacco di persone fantastiche al loro interno. Ovviamente, ragazzi, poi un po' come tutto, sapete che il mondo è vario, è molto molto vario, come ci sono delle persone con cui è piacevole giocare, purtroppo ho avuto anch'io i miei scontri. Non voglio entrare in merito perché chi ha seguito le vicende all'epoca sa cos'è, chi non le ha seguite non voglio entrare in polemiche. Io ho una mia personale idea e concezione di quello che è il gioco, dopo se le cose non collimano, ognuno la veda un po' a modo suo e quindi è così. L'importante è mantenere il rispetto reciproco quando si gioca sulle idee e posizioni degli altri giocatori, tutto il resto poi viene da sé, anche perché ognuno vede e gioca a modo suo e quindi non per andare oltre quanto già detto. Dove cazzuola è finito il threat 3 che avevamo trovato prima, in cui andare a metterci un altro po' alla prova? Threat 6, 5, 9, 5, eccolo qua. Non human signal source, threat 3, 25.000 light seconds da percorrere, 12 minuti, sì, possiamo arrivarci tranquillamente e farci un giretto là dentro. Ci sarà sicuramente qualche scout e dopo vediamo. Comunque, questa cosa degli scout è molto bella dal mio punto di vista, perché ci dà la possibilità di differenziare un po' gli attacchi, giocare con qualche amico. Magari qualcuno arriva che ha armato fino ai denti di AX Multicannon, comincia a tirare giù gli scout, finito di tirare giù gli scout
Dopo entrano i giocatori con le navi grosse, con le armi grosse, cominciano e tirano giù il carciofone grande. Quindi questo è bello perché ci dà un po' di tattica e di collaborazione tra piloti ed è appunto bello perché, come dicevo Mario, uno si prepara a Remote Flak e AX Multicannon, un altro prepara la nave tutto bella con i Gauss Cannon, in 2-3 si va là e ci si diverte un sacco tutti assieme. Ok, leggendo un attimo la chat, grazie per la risposta, seguo sempre quando posso, altrimenti rivedo il video il giorno dopo, continuo così, grazie. Assolutamente, anzi, grazie a te per seguire il canale, sì, faccio del mio meglio per mantenere l'ormai consueta linea narrativa del canale, sia che sia Elite Dangerous che altri giochi, e parlando un po', visto che abbiamo 25.000 light second da percorrere, parlando un po' di Elder Scrolls Online che avete visto l'altra live, procederò con le live, non sarà la prima né l'ultima, è un gioco che mi piace molto, però voglio affrontarlo con toni decisamente più leggeri, quindi ci facciamo qualche risata in gioco, un po' delle inconsistenze, dei glitch grafici, di quello che sia, ci divertiamo un attimo là dentro, moriamo, viviamo, quello che sia non importa, però anche lì l'importante è divertirsi, perché alla fine i giochi sono giochi e ci dobbiamo divertire. Caccia allo scout con questa nave e i Gauss Cannon è un ottimo training per la vostra mira. Sì, sì, sì. Sì, 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 assolutamente d'accordissimo con te, Andrea. Qualsiasi sia il gioco a cui giocate, le modalità con cui vi piace, è bello condividere le proprie esperienze, le proprie cose, è bello divertirsi, se no non ha senso di essere un gioco. Eh, mm, mm, mm. Ah sì, 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 purtroppo mi è successo in passato, ero con una nave da trasporto anch'io, proprio veramente una nave di cartapesta, l'ASP di cartapesta, stavo facendo alcune missioni così di trasporto, di test, è arrivato un piratozzo là, è venuto lì a dirmi ciao come va, mi ha tirato un'interdizione con un bel fer de lance, 4 colpi, mi ha fatto schioppare per aria. Sono cose che purtroppo succedono se si gioca in open play, però il senso della cosa, che cos'era? Fondamentalmente nessuno, cioè andare lì ad uccidere un altro player senza nessun senso, non è che avessi un cargo o altre cose, quindi non ha avuto senso per il recupero dei materiali, è proprio così per andare a, usando un termine proprio specifico, tecnico di gioco, andare a sminchiare la partita di un altro giocatore, quindi questo è. Purtroppo anche in Elite in open play succede, i pick-upper ci sono anche qui, e sono abbastanza sparsi nella galassia, di solito cacciano nelle zone appunto dove la gente va a fare la caccia al Targoid, dove la gente mediamente si trova a fare le missioni eccetera eccetera, e purtroppo è vero. Bisogna stare attenti a questa cosa qui, il gioco online dove è il PK, quindi il PvP è consentito così senza remore, senza troppi problemi per chi lo fa, ho notato che è fonte purtroppo di giocatori tossici per le community. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così, perché io non sono mai stato contro il PvP, anzi l'ho fatto, non in Elite perché non mi è mai interessato dentro Elite, in altri giochi sì, perché è bello, insomma ci si diverte, però anche lì il concetto di rispetto per gli altri giocatori deve sempre esistere secondo me, perché dietro all'astronavina, al personaggino che vedete sul monitor dall'altra parte del mondo o a qualche chilometro di distanza da voi, dovete pensare che c'è un giocatore come voi seduto sulla sedia che sta cercando di giocare e divertirsi, quindi PvP va bene, sì, certo, però evitiamo di andare a esagerare in questa cosa, almeno questo un po' è il mio pensiero. Poi ovviamente ognuno gioca a modo suo e basta, insomma. Mi ricordo che invece nei vecchi giochi, quando si faceva PvP, il PvP aveva un suo perché per esempio Ultima Online, Chaos vs Order Player, quindi il tuo nome diventava rosso, diventavi blu o quello che era, aveva un senso. Quando diventavi rosso non potevi più fare determinate cose, dovevi farne altre. I giochi che non puniscono in questo senso consentono purtroppo
la propinquarsi di un po' di tossicità, quindi questo è così. E, e- e- Ah, ok, oh caspita Andrea, mi dispiace proprio. No, 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 no. Ecco qua, e Loop of Shame sia girozzo della vergogna. Stavo leggendo la chat e mi sono dimenticato di frenare con la nave. Comunque, eh sì, purtroppo Andrea, sappiamo benissimo che certe cose possono succedere. Cosa vuoi? È un po' il mondo che va così, bisogna un po' prendere le cose un po' per quello che sono e purtroppo mettersela un po' via lì, anche perché capisco l'impegno e la dedizione che si possono inserire all'interno di un gioco, ma ricordiamo che è e resta un gioco virtuale all'interno di un universo virtuale. E quindi questo è un po' il mio pensiero. Bene, 5 minuti remaining per questo Signal Source Non Human Threat 3. Allora, intanto che ci avviciniamo, mi fermo un attimo perché devo togliere una cosa dai fire group. Dove è finito il Discovery Scanner? Eccolo qui, via il Discovery Scanner dai fire group. Mi preparo già a riabilitare i Gauss Cannon. Mettiamone 3, dai, sto giro, vediamo come va. Ok, e poi andiamo. Comunque, dai, non facciamoci brutti pensieri e andiamo a cercare di fare la caccia a questi Targoid. Eh, allora. Leggevo un commento di Andrea, sì. Bel nome Red Cross, bel nome, bel nome. La nave Croce Rossa. Allora, per rispondere a Manticore che domanda per le migliori navi combat, domandona, c'è una diatriba che va avanti da una vita, meglio l'Anaconda, meglio la Federer, meglio il Cutter. Eh, fondamentalmente, secondo me, la nave migliore è quella che ti puoi permettere di utilizzare in base ai crediti che hai in game. Sappi che di navi medium, una buona nave da combattimento, comunque giusto invece per andare su dei dati obiettivi e oggettivi, è il Krayt Mark II, davvero gran bella nave per andare a combattere. Ci combattono anche i Targoid. PvP o similari, bounty hunting, pirating, cose del genere, va benissimo anche un Fer de Lance per la classe navi medie e dopo eventualmente torniamo sul pezzo. Perché sono appena entrato in un threat 3. Ok, vediamo cosa abbiamo. Ok, oh, vediamo se riusciamo a dargli una scansionatina a questi cicciopanzi, visto che siamo qua. Ok, questo vediamo, ce la facciamo. Mamma mia, il range dello Xenoscanner è veramente infimo. Comunque ti dirò, l'Anaconda è un'ottima nave anche da combattimento. Una volta potenziata bene, vedi che prende un po' di manovrabilità, diventa utile e comoda anche in combattimento. Comunque, vedi come regge bene e che ho solo dei B-Wave. Ho solo dei B-Wave shield su, quindi pensa armata di prismatic. No, è impossibile scansionare sti cosi con l'Anaconda. Guardate che roba. Appena mi avvicino questi schizzano via. Quindi come dicevano gli antichi saggi, me ne sbatto. Delle cinture me ne sbatto. Se avete capito a che film mi riferisco. Ma due scout così sono proprio una pagliacciata. Sì, magari se lo miro. Ok, e via. Ok, comunque su navi da combattimento quello che mi sento di dire è che l'ASP non va bene per combattere. Wow, l'ho preso! Bella, questa mi è piaciuta. Ok. Ci stanno sparando un po' di missili. Il point defense nel frattempo sta facendo il suo dovere. Dai, questo è proprio un tiro sniper. Preso! Dai, stiamo prendendo mano con sti cosi. Eccolo qua. Primo scout andato.
Eccolo qua. E anche questo ci voleva. Mi ha preso con un missile caustico. Ah, mi sono distratto un attimino. Non sto usando tanto il flight assist off. L'hai sentito questo colpo, eh? Dicevano che se scaldavi la nave potevi liberarti del caustic damage. E invece vedo che non è così. Comunque adesso facciamo un attimo una prova, visto che ci siamo. E è andata anche meglio di prima, quindi come potete vedere... Oh, la nave calda. Abbiamo la nave calda. Sì, sì, sì. Allora, provo ad avvicinarmi alla stella e vediamo se riesco a rimuovere il caustic damage avvicinandomi alla stella e via. Vediamo dove sta la stella. Galaxy Map. No, System Map. Ho sbagliato. Che fastidio il caustic damage. Devo trovare un modo per levarmelo. Ok, selezionata e andiamo a provare. 18.000, 17.000, sì dai, andiamo verso lì. Allora, la Vulture, sì, fatta bene, è una meraviglia, è una scheggia impazzita quella nave, due armi large, huge, cos'è che monta dentro, una cosa inverosimile, però è proprio mordi e fuggi. Se vi piace combattere mordi e fuggi è meravigliosa, una navetta small che è veramente una gioia da pilotare. È il pandino di Elite, sì sì sì, assolutamente, assolutamente. E per tornare al discorso, adesso che siamo un attimo più tranquilli, mentre ci si sta squagliando la nave in direzione della stella di Maya, manca una L in mezzo tra Maya e A, ok, dai scherzo. Comunque dicevo, per combattimento ce ne sono parecchie di navi. Allora, anche tutte le navi dell'Alliance, quindi la Chieftain e tutto quello che ci va dietro, le ho provate un attimo nella beta precedente. Devo dire che hanno una manovrabilità ottima e un buon armamentario. L'unica cosa che io non sopporto e non riesco a vedere sono gli slot small sulle navi large. Questa è una cosa che non ho mai sopportato e mai riuscirò a sopportare. Questo damage overtime del caustic è davvero overpowered. Dovrebbero nerfarlo un po', cioè non può rimanermi addosso e appiccicato così tanto. E vabbè, vabbè. L'hanno deciso di fare così, l'hanno deciso di fare così. C'è un modo per levarselo, perché c'è un modo per levarselo con l'Autofield Maintenance Unit, qualcosa del genere, che non credo di aver montato io, ovviamente. Shield Booster, Remote, Fu, Scoop, Heat Sink, Xeno Scanner, Field Neutralizer, Weapon Color, Composition Scanner, Discovery Scanner, Reinforcement Package, Reinforcement Package, Reinforcement Pack. No, 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 non l'ho montato. Ok, andiamo vicini alla stella e vediamo se sta cosa funzioni. Tanto lo scafo della nave sta reggendo e via. Comunque, Manticore è anche lì per confermarti ulteriormente questa cosa. Ci sono dei siti tipo ED Shipyard, Corioli.io nella versione EDCD e cose del genere, li cerchi su Google. Lì puoi fare, o tipo anche Alpha Orbital e cose del genere, ti consente di fare un attimo la comparazione dei dati su carta delle navi per capire quale delle navi può essere più utile in combattimento. A me personalmente piace molto il Federal Corvette. Se un giorno avrò voglia di completare i rank per la federazione andrò a comprarmi anche quella nave lì. Vista però l'esperienza che ho fatto nell'ingegnerizzazione dell'Anaconda, ci sto pensando tanto, perché è stata davvero davvero una trafila molto 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 noiosa, come avete potuto vedere nei video precedenti. Molti errori miei di calcolo, di valutazione, assolutamente, però tutta la parte di recupero materiali, ingegnerizzazioni è è un ok, eccolo lì, questo è il mio pensiero a riguardo. Comunque dopo se a uno piace ci si può mettere anche sopra, insomma, anche questo fa parte di Elite.
E allora, Andrea, ti confermo che c'è il canale Discord di Virus 101 e sì, sarebbe da mettere tutta la parte di tool lì dentro su una paginetta o su... Ah, guarda, magari facciamo così, faccio un post pinnato con tutti i tool e i siti utili all'interno del canale, all'interno del mio server Discord, nel canale dedicato a Elite Dangerous. Ok, allora adesso rallentiamo, andiamo vicino alla stella, vediamo se è vero che riesco a liberarmi del caustic damage semplicemente svolazzando e scaldando la nave vicino ad una stella. Io non vedo modifiche. Fuel scoop sta partendo in funzione. Freniamo un attimo perché siamo abbastanza veloci. Scaldiamo la nave. Provo a scaldarla sopra e sotto. Sì. Tranquillo, scalda pure tutta la nave. Danneggiamoci un po' volutamente. No, assolutamente, assolutamente. Il caustic damage non se ne va. Ah, ok, e allora... mi stavo anche, guardate, mi stavo anche facendo esplodere da solo. Bravo me. Bravo me. Ok, andiamo velocemente verso Obsidian Orbital a riparare la nave, perché ci siamo fatti un sacco di danni. Quei caustic missili, cazzuola, se sono fastidiosi. Ok. Siamo passati attraverso che cosa? Boh. Siamo passati attraverso boh. Allora, eccoci qua. Faccio anche un altro screenshot, visto che ci sono per la prossima live. Ovviamente, per fare questa cosa ho saltato lo starport. Allora, nel frattempo che atterriamo, trancando federazione, salvando profughi dalle stazioni attaccate dai carciofi. Mamma mia che... Oh, ma dai. Ah. Capisco, sì, 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 ma forse c'è un metodo migliore per andare su di rank con la federazione. Io quello che vedo è che uno dei metodi più belli che mi sono trovato per rankare era andare a fare bounty hunting, almeno sparavo a qualcosa e mi ci divertivo nel farlo. Quindi sistema federazione X, dove non mi interessava diventare nemico di altre fazioni, mi schiaffavo là, andavo proprio tranquillo, tranquillo, felice e beato ad andare a schiantare i piratoni. In alternativa, sì, trasporto passeggeri e missioni di quel tipo là. Purtroppo più si va avanti su Elite, più ovviamente diventa esoso in termini di tempo fare i punticini che ci portano a fare il rank up e quello che sia. Io mi sono proprio fritto di brutto la nave, ho voluto fare un test per vedere se funzionava. Guardate che roba qua dentro. Qua sopra siamo anche abbastanza tranquilli, ma lì no. Ok. Tra l'altro, sì, lo so che sto prendendo danni, grazie. Il caustic non se n'è ancora andato. Ok, visto che tra l'altro alla Frontier piace nerfare tutto, i Targoid non li hanno ancora, secondo me, ribilanciati, perché il caustic damage davvero è insopportabile. Il fatto che una volta che te lo appiccicano, a meno che non hai un AFMU o qualcosa del genere, non te lo levi davvero davvero più. Ok, ciao Fabio, Fabio Joker, ciao, benvenuto, buonasera, buonasera. Guarda, capiti a fagiolo, stiamo andando a chiudere un attimo la diretta. Comunque, il video dopo sarà disponibile sempre sul canale. Abbiamo fatto un paio di prove, oggi infatti stiamo testando la nave anti-Targoid. Ah sì sì sì, infatti sì, so che sei lì, mi ero confuso un attimo io. Comunque
Sì, metterò un post pinned con tutti i dati, link e cose del genere. Assolutamente grandiosa idea. E giusto per aggiornare un attimo, test della nave oggi completati andando a caccia degli scout. I Gauss Cannon non funzionano assolutamente bene, però prendendo mano con la mira riusciamo a stirarli abbastanza velocemente con 3 Gauss Cannon attivi a volta. Ok, per fortuna ce l'hanno rimosso. Andiamo Starport Service e via. Ah, ok, grazie Manticore, anzi grazie per il supporto. Sì, 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 decisamente avanti nella stessa direzione, sempre così, magari ovviamente con qualche piccola leggera modifica e qualche smussamento del caso. Assolutamente, notte, lo so che è tardi, purtroppo oggi ho iniziato molto tardi. Ok, allora, 74.577 crediti di riparazione, 2.400 di restock, un po' di refuel, advanced maintenance, vedete altri 7.000, abbiamo speso praticamente 100k in danni auto-inflitti nella prova contro il caustic coso e purtroppo devo dire che bisogna trovare assolutamente qualcosa per difenderci dai caustic damage in qualche modo. Durante il combattimento è praticamente impossibile, ce lo teniamo. E quindi, boh, perché? Perché se anche mi fermo per riparare o lanciare un limpet di pulizia o cose del genere, appena mi attaccano è finita, quindi quello lì. Però è ottimo per l'aftermath, quindi può essere che tolgo un modulo per sostituirlo con qualcosa del genere. E sì, giustamente Andrea, grandiosa idea di bruciacchiarmi sulla stella. L'ho pagata e l'ho pagata cara. Non ho rimosso il caustic damage e mi sono fatto 70.000 danni sulla nave, quindi yeah, ottima scelta davvero. Però almeno non abbiamo schioppato la nave. E Fabio, grazie, anzi grazie per i vostri commenti, i vostri feedback, sapete, sono sempre importantissimi. Se vedete che dico delle minchiate o non siete d'accordo, quello che sia, fatemi presente la cosa, è giusto così, i feedback, come dico, sono davvero importanti. Contento comunque anche di esservi stato utile, il canale nasce proprio da questa mia voglia di condividere le mie esperienze in gioco e quello che poi ho maturato come conoscenze del gioco. Non sono un giocatore super pro, mai preteso di esserlo. Quello che sono riuscito a fare l'avete visto nei video e lo vedete appunto anche online. Quindi questo è quanto. Comunque andiamo a recuperarci i nostri 20.000 crediti, facciamo un po' di calmieriamo leggermente le perdite e niente, e basta, altro da dire oggi non ce n'è. Test con gli scout e l'anaconda Targoid completato assolutamente. Da capire se riesco a montare degli AX multicannon per quei dannatissimi dannatissimi scout, vedere anche se riesco a montarli negli slot, perché come potete vedere abbiamo a disposizione i 2 railgun qui, uno D sugli slot small della nave, e non so se ho degli AX small multicannon da montare. Non mi ricordo se sono solo medium o quello che sia, proprio non me lo ricordo in questo preciso istante. Eventualmente l'unica cosa che io posso andare a fare è che cosa? È rinunciare praticamente dove sono andati a finire, è rinunciare ai remote flak per gli AX multicannon, rimanendo in balia dei Targon, oppure selezionando dei remote flak più piccoli. Quindi è da vedere questa cosa. Comunque è tutto un work in progress questa nave, lo vedremo più avanti cosa deciderò di combinare. Mamma mia che dolore, ho le gambe completamente disfatte. Ho fatto un po' di allenamento funzionale ieri sera, che mi sto rimettendo un po' in funzione con gli allenamenti, sono distrutto, addominali a pezzi, gambe a pezzi, e domani si replica giustamente. Oh yeah, perfetto. Allora ragazzi, sì, altro da dire per oggi non ne ho. Abbiamo visto quello che dovevamo vedere, fatto le prove che dovevamo fare, visto le cose che dovevamo fare. Pilot Federation Reputation Change. Ah, tra l'altro addirittura we are pleased to inform the reputation status of the Pilots Federation is raised to cordial. Ok, va bene, perfetto, grazie. Mi hanno raised a cordial dentro l'Obsidian coso qua. Ok, dai, perfetto. Bene, dai, meglio così.
Vediamo un attimo qua come siamo andati. Ah no, 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 no. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccoci qua. E così vedete anche un attimo come sono messo con i ranking federazione, impero e alleanze. Impero sono messo anche benino, mi dovrei riuscire a recuperare anche qualche rank appena riuscirò a trovare le missioni per il rank up. Per il momento non le ho ancora fatte. Comunque ragazzi, basta, andiamo a chiudere. Grazie a tutti per avermi seguito. Ricordo a tutti l'appuntamento del 23-24 marzo a Salgareda di Treviso con il Model Comics, cos'era? Ok, adesso andiamo a riprendere la pagina, vediamo se ce l'ho ancora sotto mano. Eccolo qua, sì. Time to Model Salgareda 23-24 marzo, saremo lì a disposizione. E Virus 101 sarà lì a partecipare tutti e due i giorni, quindi mi trovate lì. Se siete in zona, venite a farmi un saluto che ci facciamo quattro chiacchiere, magari ci beviamo anche una birretta. Perché no? Perché no? Bene. Mi hai risposto su Elite, sul client, eccoci qui. Allora, la gola non ce l'ho più. E come al solito che arrivo alla fine delle live che la gola mi diventa una bella grattugia, vado a reidratarmi al frigo e cos'altro dire? Basta, ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima, molto probabilmente live su Elder Scrolls Online, vediamo come sto andando avanti in quel gioco, il mio personaggio tanto ruto è più agguerrito che mai e niente, basta. Dopo le anticipazioni, posticipazioni, caccia al targoide e tutto il resto, Virus 101 vi ringrazia come sempre molto calorosamente e vi dà l'ormai consueto Transmission Out.